Buonasera a tutti e ben chiatassa Gnovis. A soluzione per come tutti i fatti in state di no imputabilità per Alejandro Augusto Stefan Meran, autore del doppio omicidio dei due poliziotti Rota ed Emenego dentro le questure di Trieste il 4 di ottobre dal 2019. Meran alvarà di passare i prossimi 30 anni in tune strutture REMS. La domanda ieri arrivata dal PM Federica Riolino, che aveva specificato che ieri una decisione non chiappata a cura l'Isere. Le perizie psichiatriche domandate da corte aveva escluso dal DUD la capacità di intindi e di volere di Meran. All'esterno dal Tribunale Triestin, una calere da ura farsi il processo, a siete tenuto un sit-in promovuto dal sindacato di polizie per domandare giustizia per vittime e solidarietà per sfameis. A son vot le vittime dal Covid in regione in questi ultimi 24 ore, la più giovane aveva 72 anni, si è 163 invece di news positivi, vigno su a fronte di 7.501 tamponi molecolari antigenici. Siete le persone ricoverate in terapia intensiva con 160 pazienti in altre reparti, 45 infetti in sanità regionale, 35 invece in residenze per anziani. Per non incorrotte per morte di Eligio Grizzo, vice sindaco e assessore ai politici sociali, in tal prima andata dal sindaco di Cumò Ciriani. Già ufficiale dai Alpins, proprio per il suo impegno in tal quadro, era stato onorato dal titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, era stata anche membro del comitato organizzatore date Donne di Pordenone in tal 2013. Om politic fin dagli anni 90, con le prime esperienze in municipi, era stata anche vicepresidente delle province. 46 anni in Daur, il Friuli è venuto savoltato di una schiassata terribile di terremoto che ha causato la sparizione in ties paese quasi 1000 morti. Il Friuli ha ricordato che l'avvenimento drammatico in te storie di regione con diverse cerimoni che è più importanti finché è diventata la capitale del terremoto, Glemone. Fondamentale mandare ai giovani la importanza di che dice per il Friuli di Cumò alle chiesti il pensiero dell'assessore regionale Barbara Zilli, che è originaria proprio di Glemone. A 46 anni dall'Orcolat, qual può di essi vuoi il messaggio per i giovani? La grande competenza che ha portato il Friuli a tornare a crescere, a tornare a sei fat, madon, su madon, lì calere come calere. È una competenza, una preparazione che arriva dai nostri spari, se non sono stata a Torpa al Monte, che anche voi a consegnare ai figli di ricostruzione una grande eredità, che di competenze dal lavoro come da vita. E in più è anche un spirito di comunità, che non è quindi se voi tornati a ta, riscovirgente c'è che i vevi in prime, i valori che sono dal popolo furlan, che è anche quel di tabaiare di robisseris, buttarle in stagliare perché si arriva a farlo insieme, quindi chiatassi, tornare vivi dai tasplacci che sono sempre più vuoti, piuttosto che tassagris di paesi, credo che sia un messaggio importante perché a lei la inta la comunità e a spirito di identità che viene. Il Comune di Udine ha esponuto a Palazzo da Ronco un'opera di Ivana Burello che rappresenta l'Orcolat, creando un parallelo tra il dramma di 46 anni in Daura e i terribili vicendi che le Daura vive in che dice il popolo ucraino. E proprio perché parallelism, l'associazione 50 e più, ha deciso di mettere in vendita l'opera e che sarà destinata ai frutti ucraini arrivati a Udine in questi 7 mesi. Il Port di Trieste l'ha fatto segnare in tal mese di aprile il record assoluto di traffic per container, più o meno l'80.000 unità, con un aumento a pete dal stesso periodo del 2021 del 45%. Il dato rappresenta che il più alto mensile quantitativo mai movimentato a Trieste, anche migliore dal periodo prima del Covid. Il miglior dato di prima, dall'aprile 2019, era stato 62.315. La crisi mondiale, la pandemia, non ha fermato il nostro Puerta, l'ha commentato il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino. Puerta che continua a crescere, non dome per i numeri, ma tanto che sistema integrato che allunisce banchini, sferovis e retropuerts. Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha chiatato i vertici della Corte Costituzionale a Roma per fevelare dai rapporti tra Stato e Regione. Sclarisce l'importanza di questi incontri il stesso Zanin.
UE per la prima volta il Consiglio regionale Friuli Giulia ha portato la sua voce alla Corte Costituzionale a Roma. Il Presidente, il professor Giuliano Amato, mi fa sentire le voci delle regioni, delle autonomie e delle specialità, dove le leggi che facciamo sono leggi che sono indirizzate per lo sviluppo delle nostre comunità, delle nostre imprese, dei nostri paesi. E il Presidente ha detto che bisogna che le regioni facciano una legge di alto profilo per l'interesse pubblico, per l'interesse comune. E non bisogna fare leggi magari dove per chiattare soluzioni di piccole realtà, bisogna svolare alto. E io credo che insomma, la nostra regione ha dimostrato in questi anni di saper svolare alto, di saper difendere non solo la lingua ma anche l'identità furlane e la vita e il progresso dei nostri enti. Un progetto di riqualificazione delle aree de ex caserme permetterà a Pontebbe di fare nuove ville turistiche alberghiere, al porterà Trente Pois di Vore e il rilancio dal collegamento tra Pontebbe e Pramuel. Abbiamo presentato un'idea importante per Pontebbe, per il territorio, un nuovo progetto che ci permetterà di portare turisti a Pontebbe, risorse a Pontebbe, in Tavalade e grazie anche all'investimento ridotto di investitori che arrivano dall'Austria, che arrivano dall'Olanda, che hanno già lavorato in quel di Ermagor e che come hanno prospettato anche di venire qui a Pontebbe e insomma stincerenti insieme di costruire un progetto con un partenariato pubblico-privato e realizzare un nuovo villaggio turistico da che la ringa ospità le persone che vorranno venire qui a trascorrere le proprie vacanze e là a Pramollo, là a Tarvisio, perché vogliono in qualche maniera creare una forma di collaborazione di Valade proprio per arrivare a integrare ciò che viene sul territorio, sia di inviare che di Stato, pensiamo alla ciclovie, per esempio che villaggio avrà una parte dedicata a strutture di glamping, da che i ciclisti e i cicloturisti potranno pernottare. Poi insomma saranno anche veluti, se saranno residenze, se saranno piscine, sarà un ristorante, un investimento importante per Pontebbe. Sono 20 milioni di euro che la Regione ha investito già per promozione e sviluppo di Sapade, adesso è entrata in Friuli con un altro investimento di 2,4 milioni per l'adeguamento e il potenziamento delle piste di sci in Fonzi in vista dal Festival Olimpico Invernale delle Gioventù Europeane. A dirlo l'estate l'assessore regionale di infrastrutture e territori Pizzimenti che ha partecipato ai consegni dei lavori per l'ampliamento di un altro immobile in tensione da implants sportivi. E per queste serie le tutte, Gnovis al torne lunis, sempre stesse ore. Mandi e buone serate.